Carciofo durato e fritto. Ah, per Natale. Che si mangia vicino alle cotto durato e fritto, vicino i mabrite caricotte, vicino ai fiorelli che bracciò, A Santo Stefano. a Santo Stefano. Che si mangia a Santo Stefano. Favorito, capo consolato. Uno vuole è troppo saporito. O duzza, se spagna in bocca. Zia Teresa. Vedi Davide, Carciofi? carciofo durato e fritto. Ah, dorate e fritte. Quella proprio di Natale. Proprio che là si mangia l'unri e Santo Stefano. Ah, quella là di Vicino Santo alle Stefano. cotta Dorate e fritte. durato e fritto, vicino c'è fiorelli. Bella. Vicino a Mabrete Caricotta. Bella, bella, Io bella. sto mangiando l'unri e Santo Stefano. Tutto mangia buono. Tutto mangiato. Non ci sta una cosa che non ci piace, incredibile. Ecco qua, ma c'è un carciofo dato e fritto bello capra. Noi puliamo, il pisacqua e il limone. Ok, Mettiamo quindi un po' in prima le acqua. puliamo e poi le mettiamo in acqua. Sì, e il limone, so e se il fanno limone. nere, capito? Eh sì, per non farle annerire. Si tolgono proprio i petali per pulirla Sì. e poi si toglie la peluria, giusto? Sì. Ok. Ti stai imparando? E mi sto imparando qualcosa, grazie a Teresa. Guardando si impara. Guardando si impara. Ma pure mangiando si impara. Sì. Ecco qua. Zia Teresa, come mai gli diamo. E poi fa essere troppo duro. Però sai quando? Vediamo che si mostra poco duzzo. Ok, quindi le bolliamo giusto un poco poco. Proprio un poco poco. E poi facciamo durante e fritto. Andiamo a scolare? Sì. Poi facciamo raffreddare un po' e poi e friamo. E poi prima e facciamo. Proprio nulla, hai visto? Dimmi la mamisa e la maruota. Ok, quindi le carciofi già stanno Cioè, impanati nella impanata, farina. ma deve mettere solo nell'uovo. 2 uova. Sciacquiamo le mani. Sale. Pepe. Formaggio. Andiamo a mettere poi dopo la farina Mettiamo nell'uovo. nell'uovo. La classica diciamo banature dorate e fritte. fritte. In italiano indorate e fritte per chi ci segue non è napoletano, sì. Giustamente non capisce il napoletano. No. E poi dico, ma che stanno dicendo? Che resta durate e fritte? È vero che un napoletano ti troppo una bocca che non si capisce quando parliamo. Diciamo stesso, noi non ci capiamo. È vero? Eh sì, però è giusto che parliamo napoletano perché siamo sì, napoletani. sì. Un napoletano è una cosa, Sì. anche per con il cuore, mi trimo un cuore troppo bello, È nobile. vero, è vero, è vero. Sappiamo fare cattiveria, non siamo buoni, fa qualche tradimento, qualche cosa, perché si trimo troppo cuore buono. Abbiamo un animo buono, Sì, no? l'anima buona. Ecco qua, e mo andiamo a friggere il carciofo. Sì. Ecco qua, poi puoi chiamare durate e fritto, vedi? E mo sì, Mo sì, bellissimo sta duro, siete con stesso raffrittato, qua. affrittato, bella, affrittato. Ma quante cose sono durate e fritte? Oggi ho mangiato un bello panino, affrittato e cipolla. Ah, allora veniamo a mangiare a casa vostra. Tu sei troppo tardi. Stavo troppo tardi. Sei troppo tardi. Peccato, perché l'avrei mangiata molto volentieri. E la prossima volta te la faccio, va bene? Grazie, zia Teresa, grazie. La prossima volta faccio la frittata e cipolla. Vedete il cuore di zia, il cuore come dicevamo prima dei napoletani, eccolo qua, ho appena detto a zia Teresa voglio pulire la frittata di cipolla e a zia Teresa Ma subito non da mi dici mai che no. Mai, mai. Mai. Anche se stiamo stanchi, Sì. cerchiamo sempre di farcela. Dobbiamo essere sempre generosi. Sempre, sempre. Carciofo durato e fritto. Ah, per Natale. Che si mangia vicino alle cotto durato e fritto, vicino i mabrite caricotte, vicino ai fiorelli che bracciò, A Santo Stefano, a Santo Stefano. Che si mangia a Santo Stefano. Favorito, capo consolato. Uno vuole è troppo saporito. O duzza, se spagna in bocca. Favorito, capo consolato.